Siamo tornati al parcheggio dei pullman di Piazzale Vittorio Veneto. Le immagini che proponiamo documentano che le procedure di accesso e di partenza da quest'area detta fermata Cascine e non di sosta, indicata dalla società Servizi alle Strade, non valgono nulla. Infatti, i pullman sostano anche al di fuori degli stalli per tempi molto più lunghi della semplice sosta e per la discesa e la risalita delle comitive. Ma non basta. Il pullman che abbiamo seguito, dopo essere arrivato al piazzale delle Cascine da nord, dopo la discesa della comitiva, è ripartito percorrendo i viali da Ponte alla Vittoria alla Fortezza, a Piazza della Libertà e ancora fino a Piazza Donatello, per continuare in direzione di Piazza Beccaria, percorrendo un tratto dei viali ultracongestionato anche dai cantieri della nuova linea tranviaria per Bagnarripoli. Pertanto, crediamo legittimo domandare ai responsabili politici e tecnici dell'amministrazione comunale come si concili tutto questo con quanto stabilito nel piano urbano della mobilità sostenibile PUMS e nel collegato Scudo Verde. E ancora, come mai le misure restrittive per la diminuzione dell'inquinamento atmosferico lì previste sono applicate solo nei confronti dei singoli cittadini e non anche per le società private che gestiscono il trasporto su ruota?